Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Attenzione, no, facciamo così. Una nuova live di Reni Retro in questo mercoledì 7 giugno 2023. Sono le 9:25, un orario un po' insolito per le mie live. Un attimino solo che vedo se tutto funziona correttamente, mi sembra di sì. Ok, streaming, siamo in streaming sia su YouTube, su Twitch e su Facebook, non ricevo errori, quindi vado a pensare che tutto funziona correttamente. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti a chi vedrà questo video in differita, dopo con calma, rimarrà sul mio canale YouTube. Benvenuti a quelli che sono in live, a quelli che arriveranno, benvenuti a tutti. Allora, durante questa live, come avete visto dal titolo della live, io improvviso sempre, perciò vi invito a iscrivervi al mio canale qualora vi piace quello che io faccio, e ad attivare la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Allora, sono appena stato dall'edicola e quindi dovremo sfogliare insieme una nuova rivista. Una rivista che è uscita nei giorni scorsi, se non erro nelle altre edicole dovrebbe essere uscita venerdì scorso, anzi no, lunedì, se non erro è uscita lunedì e io l'ho presa oggi, ho avuto modo di passare all'edicola oggi. Allora, come di consueto, come faccio sempre, andiamo a vedere il numero precedente di questa rivista, che era questo. Andate a cercare io ho creato una nuova playlist nel mio canale, andate su playlist, andate a cercare Sfogliamo Insieme, una playlist si chiama Sfogliamo Insieme, lì trovate tante riviste, libri, abbiamo sfogliato insieme tutti i libri di www.edicola8bit.com, abbiamo sfogliato insieme tante riviste di cartoni animati, di computer, di quello che volete. Io continuerò a fare tante live, soprattutto anche quest'estate, in cui sfoglieremo insieme. Lì dietro c'è ancora, e devo finire di fare le fotografie, Elettronica Facile, quindi sfogliamo insieme. Questa è tutta l'enciclopedia di Elettronica Facile, ok? Andate a cercare, sfogliamo insieme, cercate Gaming Hardware. Questo è 2 mesi fa, mi pare che è uscito, più o meno. Gaming Hardware, i manuali da collezione di Retro Gamer, sempre Sprea Edizioni, ok? Non mi soffermo troppo perché dopo vorrei, se ho il tempo, vorrei riuscire a fare anche un'altra live. Vediamo un po' quello che succederà questa mattina. Ed ecco quello che dobbiamo vedere insieme oggi. Eccoci qua. I manuali da collezione di Retro Gamer, la grande storia dei videogame, giochi, uomini e console che hanno lasciato il segno. Un Super Mario Bros. Super Mario che vola in copertina, e poi vediamo, riconosciamo subito una PlayStation, un Xbox. Ok, comunque Space Invaders, un Atari. Allora, io questa l'ho sfogliata insieme all'edicolante stesso. Allora, andiamo a vedere anche la quarta di copertina. Eccola qui, la quarta di copertina. Ma ovviamente la scritta, come era la scritta hardware qui, che è, diciamo, chiamiamola prismatica, cioè a specchio e riflette la luce, come vedete. Anche questa scritta videogame è prismatica, vedete? Questa qui è in rilievo ed è prismatica, se ci passate il dito è in rilievo ed è prismatica, così come questa fascia sopra, la fascia sopra è tutta prismatica, bellissima. Allora, già questo contribuisce un po' al prezzo di 12,90 di una rivista che al giorno d'oggi
sono un po' tantini per portarsi a casa una rivista senza nessun allegato, senza CD, senza nulla. Però andiamo a vedere, io vi dico, l'ho sfogliata in edicola insieme all'edicolante, ed è veramente un numero molto pieno di informazioni, di ricordi. Infatti, sfogliando questa rivista faremo un salto nel passato, anche nel mio passato insieme. Allora, ovviamente Luca Carta firma l'editoriale, eccolo qui l'editoriale, la grande storia dei videogame, e qui Crash Team Racing, questo è Crash Bandicoot per PS1 mi pare, questo CD, guardate, bellissimo. Questo è il joypad della Xbox, vedete? E qui c'è l'editoriale, la grande storia dei videogames. Noi non leggiamo l'editoriale, lascio a voi diciamo il piacere di leggerlo. Comunque qui già sappiamo che il prossimo numero uscirà il 10 agosto, quindi subito prima della metà dell'estate. Secondo me come data è ottima, perché poi verso Ferragosto uno ha più tempo da dedicare alla lettura di riviste come questa, magari sotto l'ombrellone, magari sarà bel tempo. Oggi è una bellissima giornata, tra l'altro in questa finestra dovrebbe entrare molta più luce, però il sole c'è a Roma, non è neanche nuvoloso. Oggi è una bella giornata a Roma, quando sono uscito erano 21-22 gradi, quindi un'ottima temperatura, bellissima giornata, solo che mi entra poca luce e quindi ho la luce davanti, la luce dietro, tutte le luci accese per fare, diciamo, una live quantomeno decente. Allora, subito dopo il sommario e questa pagina che vi ho fatto vedere dove è raffigurato il joypad della Xbox eccetera, andiamo a vedere il sommario. Allora, qui mi soffermerei qualche tempo, ve lo avvicino, guardate che bello il sommario. Allora, il sommario tra l'altro scritto come se fosse a penna con un font corsivo, vedete? Allora, iniziano subito con e fu il Big Bang, poi parleranno degli anni 70, hardware anni 70, Atari, la regina degli anni 70, retro revival Pong, poi parleremo dell'Odyssey, vedremo più che altro perché l'Odyssey di Beer, l'impatto di Space Invaders, arriviamo agli anni 80, hardware anni 80, sviluppatori da soffitta, Jet Set Willy, l'ascesa di Nintendo, retro revival Tetris, Super Mario Story, gli anni 90, hardware anni 90, la nascita del World Wide Web, www, ovvero di Internet. Una nuova dimensione, il trionfo dei giochi in 3D, la storia di Sony, la storia di Sonic the Hedgehog, gli anni 2000, hardware anni 2000, World of Warcraft, l'avvento del gioco online, un mondo di open worlds, retro revival Wii Sports, Inside the Xbox, e poi gli anni 2010, hardware anni 2010, retro revolution, l'esplosione della virtual reality, retro revival Minecraft, gli anni 2020, hardware anni 2020. Come vedete, gli argomenti trattati sono tantissimi. E andiamo avanti. Guardate qui che bello aver messo dei pezzi di Tetris disegnati a matita, diciamo, disegnati diciamo, in una pagina dove poi ci sono tantissime fotografie. Ok? Andiamo avanti. E fu il Big Bang,
Steve Russell e la nascita di Space War. Guardate Pong, ha una particolarità questa foto, bianco e nero, la prima versione di Pong, ma è una foto dell'epoca, veramente dell'epoca, e fu il Big Bang. Vediamo che è tutto nato da giochi molto semplici come Pong, come Omega Race, come Road Race, come tanti altri giochi che erano semplicissimi, ma proprio molto molto semplici. Due bacchette con un quadratino, perché noi la chiamavamo la pallina, ma era quadrata, era un quadratino. Le due stecche erano due rettangoli, non erano neanche dei parallelepipedi, perché era tutto in 2D. E quindi due rettangoli che si muovevano su e giù nello schermo, uno da una parte e uno dall'altra, una linea più sottile al centro fissa e un quadratino che si muoveva da una parte e dall'altra. Tutto nacque da qui. Se adesso abbiamo FIFA 2023, PES 2023, non so neanche se ancora lo fanno PES, ma tutto è nato da un rettangolo da una parte, un rettangolo dall'altra, una linea verticale al centro e un quadratino che andava da una parte all'altra. Giochi di flipper, qualsiasi altro gioco, tutto nacque da qui. I giochi spaziali da Space Invaders, arrivò Pac-Man, tutto con molta, diciamo, visto al giorno d'oggi sembra con molta calma, ma all'epoca c'era una guerra dietro che non finisce mai. Allora, andiamo a vedere, guardate, quando io vi parlavo che quasi con un oscilloscopio nacquero i primi videogiochi, e questi erano strumenti, quasi strumenti di misura, non erano già videogiochi, e la maggior parte, i primi, erano spaziali. Andiamo a vedere qui sotto, perché qui sotto ci sono degli anni, ci sono delle scritte, vedete? Sono degli anni che avanzano, ok? Si parte dal 1965, arriva sul mercato il microcomputer Pop 8. Per me è scritto veramente troppo piccolo, purtroppo. Comunque poi c'è stato il 65, il 66, si parla di Nintendo, 66, ancora, poi 67, ancora 67, 68, 69, Pirati Spaziali, Al Harcorn, Ed Log, creatore di Asteroids e creatore di Pong. Al Harcorn, creatore di Pong. Dove tutto ebbe inizio. Asteroids, Space Wars, guardate che... E poi leggeremo, questo è The Big Bang, vedete scritto qui in alto sulla pagina, The Big Bang, praticamente dove tutto ebbe inizio. Come il Big Bang ha dato inizio all'universo, così in questo caso il Big Bang sono stati questi giochi, Asteroids, Space Invaders, Omega Race nel caso del VQ20, Pong, tutto è nato da qui. E qui poi ci tuffiamo di testa in questa piscina che è questa rivista 1970, proprio cominciamo a entrare proprio alla grande in questa rivista. Computer Space nel 71, Empire nel 72, Space Race nel 73, Tark nel 74, Gunfight nel 75, Breakout nel 76. Vedi, Breakout ricorda molto Arkanoid, ok, andiamo avanti. Combat nel 77, Space Invaders arriva nel 78, Galaxian nel 79 e Asteroids sempre nel 79. Vedete poi chi è che racconta gli anni 70? Guardate, è fatta benissimo questa rivista,
è un must per tutti gli appassionati di retro gaming e retro computing. Salve a chi si è connesso. Mamma mia. Il futuro ha inizio. Guardate che bella questa pagina, cioè il futuro ha veramente inizio qua. Guardate. Io ne ho avute diverse, ne ho ancora diverse di queste macchine. Per esempio ho l'Atari, questo ce l'ho, questo è l'Intellivision, ce l'ho ancora, funzionante, almeno quando l'ho riposto funzionava. Questo è il 4, è l'Atari 8 bit del 78, l'Intellivision del 79, io ancora me lo ricordo. E niente, praticamente stavo ancora a Spinaceto quando giocavamo con l'Intellivision. C'era anche un gioco di poker con delle carte gigantesche disegnate su schermo, chi se le dimentica mai. Poi dopo l'Intellivision arrivò anche il ColecoVision, che aveva un po' lo stesso, ricordava praticamente lo stesso nome. Guardate, vi faccio rivedere questa pagina e poi giriamo, perché nella prossima pagina inizia una storia. Buongiorno Michele, buongiorno e benvenuto. Sì, ti conviene scendere in edicola. Guarda, io l'ho sfogliato insieme all'edicolante, come ho detto poc'anzi all'inizio di questa live, ed è un numero stupendo. Guardate, un numero veramente che ti rimane nel cuore. Guardate che copertina. La grande storia dei videogames. Rimanete con me se potete, tanto devo farla veloce questa live, perché dopo ne volevo fare un'altra diversa. Però avendo questa rivista tra le mani, avendo visto quanto è bella, ho detto no, devo fare per forza una live subito, in modo che così la faccio vedere e chi è interessato la trova sicuramente. Questa dovrebbe essere uscita lunedì scorso, oggi è mercoledì. Io ieri mi ha scritto l'edicolante che ce l'aveva e io oggi la sono andato a prendere. Guardate, io voglio girare insieme a voi la pagina, guardate, perché qui ha inizio tutto. Guardate questa parola, Atari. Tutto iniziò. Guardate che bella quella tazza, o Pac-Man. Io ho mia figlia. Allora, riprendendo l'idea di questa tazza, io mia figlia, guardate che su Amazon ha scelto lei lo zaino per andare a scuola. Lei adesso è a scuola, mia figlia, però essendo il penultimo giorno di scuola è andata senza zaino. Guardate che zaino ha scelto, cioè Pac-Man dell'Eastpak. Guardate che spettacolo questo zaino, Questo già c'ha 2 anni, più di 2 anni, Vediamo se dentro c'è anche l'astuccio, vi faccio vedere. C'è un astuccio, ma non è quello che dico io. No, perché aveva preso anche l'astuccio di Pac-Man. Non lo vedo, vediamo se sta qui, che lei studia qui, un po' come mia moglie. Abbiamo 2000 astucci, 2000 cose, non si capisce più niente. Vabbè, ovviamente c'ha un astuccio così, pieno di emoticon moderne, però questo non c'è niente a che fare con... Ecco, già questo è più vicino all'età nostra. Charlie Brown, Snoopy e tutti i personaggi, ma non è neanche questo, però ve lo voglio far vedere se lo riesco a trovare al volo. Attendete un attimo, vado a vedere di là in cameretta di mia figlia, se lo trovo.
Niente, l'astuccio di Pac-Man non lo trovo. Lo saprà mia figlia dove sta, perché qua non c'è. Ah, forse ho capito dove sta. Torno subito, Mi fa piacere in live queste cose. Niente da fare, niente da fare. Non l'ho trovato l'astuccio di Pac-Man. Vabbè, comunque l'astuccio è della stessa serie di questo zaino. Guardate. Game over. La scritta Game over. Bellissimo questo zaino, tra l'altro l'ha trattato benissimo. Ci ha aggiunto solo, ecco, un po' di cose di Harry Potter, vabbè, un po' di cosette sue. Ma il bello che c'era l'astuccio di Pac-Man, ma non lo trovo. Siccome poi, come vi ho detto, vado abbastanza di fretta, l'ho cercato dove poteva stare, non l'ho trovato, fa niente. Noi andiamo avanti e stiamo parlando di Atari, la regina degli anni 70. Guardate che bella questa doppia pagina e questa immagine così grande, e sotto ovviamente vengono menzionati gli anni dal 73 fino al 76 con un po' di storia, però ovviamente io purtroppo non ce leggo più. Aspetta, da qua devo partire, vedete? 1973, vedete? E in ogni pallino c'è un evento che ha caratterizzato quell'anno. Ok, andiamo avanti. L'Atari VCS, Video Computer System. Quanti giochi, quante cose. Guardate, questo è l'Atari VCS, ma voglio ingrandire un po' su questa immagine qui, guardate. Ecco, ingrandiamo su questa. Atari Video Computer System. E qui c'è una pila di giochi che non finisce mai. Vedete? Guardate che è una bellissima rivista questa, Andiamo avanti. La nascita di un nuovo settore, quello dei videogiochi. E quindi e queste erano le primissime console, perché non erano computer, non c'era una tastiera con cui programmare queste macchine. Queste ci si mettevano le cartucce e si giocava con questi joypad, con questi joystick, con questi, chiamiamoli paddle, come vi pare. E quindi erano delle console, già solo console. Ok? Qui siamo arrivati al 1979. Adesso vi faccio vedere due pagine dove predomina il colore nero, però due pagine che hanno fatto la storia. Per quelli come me, guardate che spettacolo. E questo è Pong. Quello che io vi dicevo, un quadratino, di solito c'era qui, eccola, una linea tratteggiata al centro dello schermo e due rettangoli, 1 e 2. Una linea tratteggiata, un quadratino e due rettangoli. Tutto è nato da qui, ragazzi. Tutto è nato da qui. Da due rettangoli, un quadratino e una linea tratteggiata. Ve la voglio far rivedere perché secondo me questa immagine racchiude una storia che non finirà mai, che non finisce mai. Guardate. Questa è una pagina bellissima, bellissima.
nella sua semplicità questa pagina è stupenda, è stupenda. E qui si parla dell'Odyssey. L'Odyssey di Bayer, colui che è considerato il padre dei videogiochi. Scommetterei qualsiasi cosa sul fatto che non fossi l'unico a giocarci all'epoca, facendo rimbalzare macchine avanti e indietro sul display XY. Chi è che non se lo ricorda? Odyssey scritto con questo font. Guardate. Saluto intanto l'amico Maurizio, che lui ce l'ha, un Odyssey. Salutiamo anche Luca Cusani di Luke 74 Channel. Voglio salutare anche MD69, Domenico MD69, andate a cercare il suo canale, Archeologia Informatica, Computer Nostalgia 8090, ce ne stanno tanti che posso menzionare. Giusimu, andate a seguire anche Giusimu. Sono tanti, Davide Gatti, Survival Hacking, MVV Blog, Marco Valleggi. Comunque, tutto. E questo, diciamo, cominciava a prendere piede il mondo dei videogiochi, cominciava a prendere piede l'idea di poter fare dei videogiochi un mestiere, un qualcosa che poteva interessare e influenzare le masse. Vedete la prima pistola ottica, qui c'è la prima pistola ottica su un tubo catodico. Guardate. Cioè, veramente bella questa rivista, ve la consiglio proprio senza ombra di dubbio. Deve essere nella vostra collezione. Ah, guardate. Odyssey, scritto così, con quel font tutto particolare. Bellissimo. Storia, questa è la nostra storia, la storia di quelli nati. Io sono del 74, negli anni 70, quindi la storia di chi si ricorda questi anni. Io ero molto piccolo magari negli anni, perché ecco, nell'84 avevo 10 anni, però mi ricordo tutto come se fosse ieri. Mi ricordo la mia comunione nell'82, avevo 8 anni. Mi regalarono il Commodore VIC-20, ancora me lo ricordo, nel portabagagli, nel bagagliaio della macchina di mio zio e mia zia. Mi ricordo che era una Lancia Beta Trevi, una cosa del genere. Quindi, guardate, sono emozioni che fa piacere rivivere. Ho girato pagina, guardate che mi è capitato davanti. Papparapà! E siamo nella storia. Lì è l'inizio della storia. Qui ci siamo entrati dentro alla storia proprio. Ma siamo proprio dentro la storia. L'impatto di Space Invaders. Space Invaders cominciava a entrare nei bar come cabinato. Space Invaders veniva conosciuto da quelli che erano i ragazzi dell'epoca, che volevano tanto giocare a muovere a destra e a sinistra un'astronavetta e a cercare di distruggere quanti più nemici era possibile. Space Invaders ha avuto tante copie, ma tanti cloni, se vogliamo, ma contribuì, diciamo, allo sviluppo dei giochi cosiddetti spaziali. Ok? Guardate, ci sono tante versioni di Space Invaders, bellissima questa rivista. Forse questa live non so se riuscirò a farla a breve, però è uno spettacolo questa rivista, non so come mettervelo dritto. Vedete tutte le versioni di Space Invaders, guardate qua, c'è una versione così, di qua c'è quest'altra versione, ce n'erano tante versioni. Qui siamo ancora negli anni 70, non siamo ancora negli anni 80, Vincenzo? Innanzitutto salutiamo Vincenzo, benvenuto, grazie di far parte di questa live. E niente, cose di un altro pianeta. Ovviamente da Space Invaders dobbiamo poi disegnare, aumentando le possibilità grafiche dell'hardware
deputato a videogiochi, ecco che si poteva cominciare a disegnare qualcosa di diverso dai nemici prettamente di Space Invaders, che erano questi mostriciattoli molto semplici e monocolore così. Diciamo, questi erano i primi nemici su Space Invaders, e poi piano piano con l'evoluzione dell'hardware siamo arrivati anche a fare cose di questo genere, vedete? Quindi praticamente l'evoluzione hardware era necessaria per far progredire anche la parte software, quindi andavano di pari passo, aumentava l'hardware e miglioravano i giochi, quindi migliorava il software. Vedete poi Invaders a colori, vedete, tutto pieno di colori, si potevano mettere degli sfondi, guardate come in quest'altro caso qui, vedete, Space Invaders con degli sfondi, una luna, vedete, una nuvola, bellissimi gli sfondi, si poteva fare di tutto, ok? Aveva un bilanciamento perfetto tra rischio e ricompensa. E qui cominciano ad arrivare altri giochi che però non penso che siano degli anni 70 questi. Non so perché l'hanno messo qua. 40 anni di storia, poi c'è sta questo gioco però che mi ricorda molto la PS1 come grafica. Comunque qui stiamo negli anni 70, 40 anni di storia. Poi leggerò bene questo articolo per capire perché sta qui. E poi eccoci qua. Siamo arrivati al cuore pulsante di un po' tutto quello che conosciamo, cioè gli anni 80, il cuore pulsante della musica, il cuore pulsante dei cartoni animati, dei videogiochi, il cuore pulsante un po' di tutto. Negli anni 80 tutto ha avuto, mentre negli anni 60-70 tutto è nato, negli anni 80 tutto si è sviluppato, tutto è diventato alla portata delle masse, ok? Che cosa c'è di diverso tra gli anni 60 e 70 e gli anni 80-90? Negli anni 60-70 tutto è nato. Io, se non mi sbaglio, non penso di sbagliarmi, addirittura il protocollo TCP/IP V4 attualmente utilizzato da tutti i modem, da tutti i computer, eccetera, è nato negli anni 70. Cioè, poi l'hanno fatto evolvere, ci hanno lavorato sopra, ma è nato negli anni 70. Quindi negli anni 60-70 tutto è nato, negli anni 80-90 tutto si è evoluto, tutto è diventato alla portata di tutti. Io ve l'ho detto, ho iniziato tutto quanto nell'82 con il Commodore VIC-20, ok? E quindi eccoci qua negli anni 80. Benvenuti negli anni 80, dove tutto si è evoluto ed è diventato alla portata di tutti. E poi questa pagina, ragazzi, quanta nostalgia in due pagine, perché allora adesso io su queste due pagine comincerò a dirvi. Allora, questo è un IBM, ok? È un computer originale IBM. Sotto vediamo un Sinclair ZX Spectrum 16K con i tasti in gomma piccolino. Poi vediamo sopra un Commodore 64. Allora, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho avuto, ma non ce l'ho più purtroppo. L'evoluzione dei videogiochi portatili, Atari Lynx, ne sono uscite due versioni, ce l'ho tutte e due con tanto di scatola. Amiga, questa è un'Amiga 500 col relativo mouse. Sotto ci sta un Nintendo, l'Atari Lynx. Qua ci sta il Sega, poi qua c'è sta il Vectrex. Andate a vedere un video di Davide Gatti, l'hanno riparato un Vectrex di questi. Andate su Survival Hacking, in uno degli episodi riparano uno di questi videogiochi. ColecoVision, il ColecoVision diventato famoso per il gioco degli Smurfs, dei puffi. Guardate il PC Engine, l'Atari ST, ce l'ho, l'Atari ST ha avuto un enorme successo. Il Game Boy, che con tutto che era bianco e nero ebbe un successo enorme grazie al gioco Tetris,
Vedete, in 2 pagine questi vi hanno riassunto i videogiochi degli anni 80. In 2 pagine. Guardate che non è facile fare una cosa del genere, eh? Oh, toh! Guardate cosa c'hanno in mano questi. Guardate. Dischetti Verbatim. Aspettate un attimo, perché voglio vedere in questo caso. Facciamo una dovuta pausa. E voglio vedere se io qui, perché ce l'avevo anche io quei dischetti. Ecco, ma io c'ho i Data Life. Loro c'hanno i Verbatim, io c'ho i Data Life, mi ricordavano questi. C'ho i Data Life perché è lo stesso, stessa intensità di colore. E io c'ho i Data Life. Eccoli qua. Data Life, vedete? Data Life. Data Life. Che poi questo è scritto sopra. Data Life e qui è scritto sotto. Ah, però vedete, by Verbatim. Data Life by Verbatim. Quindi questo Data Life by Verbatim sono molto simili a questi qua. Vedete? Non so se riuscite a vedere bene. Ops. Vedete? Allora, come vi ho detto, appena riesco a mettere le mani sul mio C64 SX andremo a vedere tutti questi dischetti, tutti, non mi frega niente. Poi me li rimetto pure tutti in ordine perché non ne dovrebbe mancare neanche uno. Come vedete sono tutti numerati: 143, 295, Robocop, 295, 259. Vedete, sono tutti numerati. Bisognerà rimetterli in ordine, sarà un bel lavoro perché sono oltre 1000 dischetti, non lo so, mi pare 2000, non lo so. Però sono tanti, sono tanti. Qui ce ne avrò in 150. Una piccolissima parte perché le altre stanno nel box di mio padre. Comunque, l'ascesa degli sviluppatori da soffitta. Questi due personaggi hanno fatto la storia. Year Kung Fu. IK Plus, voglio dire, questo è International Karate Plus. Quanto ci abbiamo giocato. Guardate. No, bellissimo questo numero veramente, veramente degno di essere acquistato. Jet Set Willy. Lo metto un po' più lontano, guardate che bello che è. Quello che non potevamo fare. Vado un po' più veloce perché ho perso veramente un sacco di tempo, già so 40 minuti di live. Oh. Poi trovi davanti una pagina rossa con scritto l'ascesa di Nintendo. Andiamo avanti che non siamo manco a metà. Guardate. Poi queste pagine, per chi li ha vissuti, io ho vissuto la nascita di Tetris. Oh, è uscito un gioco nuovo, non puoi capire, è uno spettacolo, si chiama Tetris. Devi incastrare tutti i pezzi uno sull'altro, eccetera. La prima versione di Tetris. E chi se lo scorderà mai? Così come quando uscì Bubble Bubble. Cioè, sono tante cose che... vabbè. Lo conoscete questo personaggio qua? E vabbè, che vi devo dire? Io non ho detto niente perché non c'ha bisogno di presentazione, Non c'ha bisogno di presentazione. Questo mi piaceva tanto, Donkey Kong. Donkey Kong, il primissimo Donkey Kong. Tutto dedicato a Super Mario, Ai ai ai.
io mi devo sbrigare quest'estate che già è cominciata, adesso è una bella giornata, io sto a fare le live qua, ma devo pure sistemare un po' tutto quanto, andare a prendere tutta la mia roba perché qui il tempo stringe, gli anni volano, passano e uno non se ne rende conto. Che vi devo dire? Ecco qua, siamo arrivati agli anni 90. Ecco, negli anni 90 c'è stata un'evoluzione velocissima di tutto, della musica, usciva talmente tanta musica sia da discoteca, sia pop, rock, ma talmente tanta roba, giochi ne uscivano tantissime, console ne uscivano tantissimi, computer era un evolversi continuo, poi dal 95 con Windows 95, dal 95 in poi fu una gara da quando uscì diciamo un processore per i PC, i personal computer da casa, abbastanza decente, che io lo reputo il 486X2, 486X4, quindi poi dopo con l'arrivo pure dei Pentium fu un correre dietro la tecnologia, fu un correre dietro la musica, fu un correre dietro qualunque cosa che non ha avuto fine fino a metà degli anni 2000, fino al 2004-2005. C'è stata un'evoluzione molto molto rapida di tutto ciò che conoscevamo, si è sviluppato. Buongiorno Luke, grazie che sei passato, io ti ho già menzionato, ho menzionato te, ho menzionato Domenico di MD69, Luca, perché guarda qua, allora rimani un secondo solo, guarda che ti faccio vedere, rimani Luke, rimani, vedi se ti dice qualcosa questo. Vedi se ti dice qualcosa questo, vedi se ti dice qualcosa questo. Luke, che ti dice? Mannaggia la miseria. Va bene, andiamo avanti. Meno male, hai visto? Sì, lo dissei. Ma poi ho menzionato pure Survival Hacking, perché in un suo video ha riparato un Vectrex. Vedete qua c'è sta il Vectrex. Guarda Luke, guarda che bella questa pagina. Qui c'è una storia, tu lo sai benissimo, la storia, non c'è solo il Commodore 64 in alto, gli Atari Lynx, il Sega, il Nintendo, vedete sopra c'è un Amiga 500, c'è uno Spectrum, c'è un IBM, questo è un IBM, è un IBM doppio floppy da 5 1/4. Guardate che questa rivista, andatevela a prendere, è uno spettacolo, la grande storia dei videogames. Andiamo avanti perché voglio vedere dove era arrivato. Stavamo negli anni 90, corriamo negli anni 90. Vedete i protagonisti degli anni 90, stavamo più o meno qua, negli anni 90. Andiamo avanti perché qui Jet Set Willy già ve l'avevo fatto vedere. Guardate che bello questo disegno in super pixel art, con pochi pixel si poteva fare un omino, cioè veramente un qualcosa di spettacolare. E stavo dicendo appunto che negli anni 90 si è avuto un salto, un picco, tutto si sviluppava, ma pure Commodore, dopo aver avuto il grande successo con Commodore 64, puntò tutto sull'Amiga, ebbe un successone enorme con l'Amiga 500, che vendette tantissimo, tutti volevano sta Amiga 500 perché aveva dei giochi indubbiamente molto molto belli. Poi se ne uscì con l'Amiga 600, con l'Amiga 1200, con l'Amiga 4000, tutti un po' più per gente che aveva qualche soldino in più, perché già il 1200, il 4000 costava un botto proprio, no? Un sacco di soldi. Il 1200 già era più abbordabile, la gente si vendeva magari l'Amiga 500, con i soldi che aveva venduto il 500 ci metteva qualcosa sopra e si comprava il 1200. Giochi AGA, cioè giochi con più colori, ne uscirono relativamente pochi per CD32 e Amiga 1200 e Amiga 4000, che erano i tre computer della Commodore che supportavano questo nuovo processore grafico, l'AGA. I vecchi processori OCS e CS che erano montati su Amiga 600, su Amiga 500, Amiga 2000, Amiga 3000, Amiga 1000 pure, vennero piano piano abbandonati
in favore di questo nuovo computer anche più veloce grazie al processore 68020 che poi accelerato si poteva portare con lo 030, 040, 060. La Motorola faceva uscire anche lei diversi processori, i produttori di schede CPU, ma anche la Commodore stessa non ce la faceva a stargli dietro, e quindi molte schede, se ne parlava ieri sera, ieri notte, durante la live di Domenico MD69, di come la Ardital, la Phase 5, tante case cominciarono a produrre schede acceleratrici per l'Amiga 500, per l'Amiga 600, per il 1200, la 1230 Turbo, la GVP A530 Turbo, mettevano questi processori molto più veloci dentro delle macchine che nascevano con un processore un po' più lento per permettere poi di fare più cose. Ok? E questo tutto succedeva negli anni 90, perché ricordiamoci ragazzi che poi Amiga crollò, Commodore crollò, cercarono in tutti i modi di riportarla a galla, ma non ce ne fu verso. Adesso Amiga è vista più come una filosofia, io l'ho sempre detto nelle mie live, Amiga per me resta una filosofia, un qualcosa che è rimasto nel cuore di tanti ragazzi ragazzi dell'epoca come me, ragazzi dell'epoca come tanti altri che hanno vissuto appieno quell'epoca, l'epoca non solo dei videogiochi, ma Amiga si prestava a fare qualunque cosa, si prestava a fare titolazioni con scala multimedia, c'erano tantissimi programmi 3D per lavorare in 3D. Ricordiamoci che ci fu un telefilm, Babylon 5, in cui le astronavi che arrivavano, quelle animazioni 3D erano fatte con Amiga, quindi diciamo che Amiga diventò un ottimo computer. Stavamo vedendo Tetris, andiamo avanti veloci. Grazie Luke di essere passato, registratevi su Luke 74 Channel, mi raccomando. Mister Videogame, già l'abbiamo vista questa pagina, andiamo avanti. Qui vi ho fatto vedere anche Donkey Kong, andiamo avanti così non saltiamo nessuna pagina. Qui c'è stata pure l'evoluzione di Super Mario, ok, l'evoluzione. Andiamo avanti, guardate, non dimentichiamoli, questi sono tutti i vari giochi di Super Mario, dove c'è Mario, un'amichevole rivalità. Vado un po' più veloce, siamo a 49 minuti. Eravamo arrivati agli anni 90, già l'avevo detto. Ed ecco qua, allora qui vedete il miglior Amiga di sempre. Per loro hanno scritto qui, questo è un Amiga 1200. Vedete, l'Amiga 1200 riprende e ingrandisce un po' il case dell'Amiga 600, ok, e diventa Amiga 1200 AGA con un kickstart più evoluto. Però questi negli anni 90 hanno cominciato a mettere tutte console, vedete, c'è addirittura la PS1, c'è il Nintendo 64. Questo mi manca a me, il Nintendo 64, ma costa un rene il Nintendo 64, non si può avere. Comunque Sony con la sua PlayStation 1 ha rivoluzionato il mercato, veramente ha decretato la fine di tante cose. Guardate questo che era Game Gear a colori, il Game Gear, non vorrei sbagliare ma mi sembra che questo è il Game Gear a colori. Come vi ho detto, io ho anche l'Atari Lynx in tutte e due le sue versioni, tutte e due con la scatola, molto bello l'Atari Lynx. E qua si comincia a parlare della nascita del World Wide Web, quando noi scriviamo che non c'è più neanche bisogno. Comunque prima noi un sito internet scrivevamo www. Quel www significava World Wide Web, ok? Subito dopo le BBS, le banche dati elettroniche, io ne gestivo una, RefSoft BBS. Se andate su internet e scrivete RefSoft BBS su Google, qualcosa esce ancora. E niente, era tutto prima di internet. Poi con la nascita delle connessioni tra virgolette flat, diciamo così, perché prima la connessione si pagava al minuto oppure a scatto. Io avevo il conto a scatti per SEO, perché la linea
la mia prima linea con cui io mi connettevo col modem inizialmente con l'adattatore telematico del Commodore 64, successivamente poi con i primissimi modem a 9600, a 28.8, all'inizio non c'avevo neanche i modem della Robotics, poi sono diventato un cultore della Robotics sbagliando perché poi è fallita, si è unita con la Tricom, vabbè, è tutta un'altra storia. Poi quelle sono storie di grandi marche che affronteremo con più calma. La storia di HP, di Compaq, HP e Compaq si sono unite, quindi la storia di US Robotics, Tricom, due leader che alla fine si sono unite. Insomma, i modem della US Robotics considerate i Courier i migliori modem esistenti. Guardate che c'è tanto da dire, tanto, però Tiscali in Italia fu la prima ad offrire internet con connessione illimitata, gratuita, insomma pagavi il primo scatto, cioè pagavi la connessione, il primo scatto e poi potevi stare connesso quanto volevi, ok? Quindi era la connessione gratuita di Tiscali Free Internet, fu la prima che offrì questo servizio, poi si accodarono tantissime. Io ho tra l'altro una collezione di tantissimi CD-ROM che davano in omaggio a SMAU, a tutte queste fiere, per fare la connessione con i provider, perché i provider cercavano utenti che si connettevano a loro per andare poi su internet. Quindi i provider non avevano altro che un rack di modem, più linee ci avevi meglio era, perché ovviamente la connessione tramite numero telefonico era 1 a 1, cioè tu andavi ad occupare un modem sul provider quando facevi una chiamata. Sul provider c'erano questi rack di modem su scheda dove arrivavano tutti questi doppini e quindi potevano gestire la connessione multipla di più linee verso una sola dorsale che era quella di internet. Vabbè, questo io sto andando troppo nel particolare perché sono nato nella telematica, l'ho vissuta, ho lavorato in Ericsson che ha gestito tutte le linee prima della SIP, poi di Telecom, insomma tutte le linee digitali, tutte Ericsson, era tutto là dentro, abbiamo vissuto veramente degli anni fantastici. Una nuova dimensione, il trionfo dei giochi 3D, e qui con l'avvento di Quake e Doom furono i primi di un mondo infinito. Anche lì negli anni 90 nacque qualcosa di spettacolare, Quake e Doom, che diedero poi il via alla nascita di tutti i giochi 3D che conosciamo adesso. Vedete? Bellissimi, qui guardate ci sarebbe tanto da dire. Oh, poi io ce l'ho, ovviamente ce n'ho due di queste sono le Sony, la PlayStation Sony, non si può chiamare, molti la chiamano PS1, la prima PlayStation, ma questa si chiama Sony PlayStation, punto. Poi c'è stata la PS2, la PS3, ma la prima si chiamava Sony PlayStation. Quindi la PS1 è un'altra cosa, era una cosa simile a questa, molto più piccola, ed è la Sony PS1, non so se ce l'hanno messa qua, no, non c'è una fotografia della PS1. Comunque la PS1 è più piccola della Sony PlayStation originale, questa qui. Allora, questa ha decretato la fine di tutto ciò che c'era prima. Con la sua grafica spettacolare, una grafica veramente quasi identica ai giochi della sala giochi, ha decretato la fine dei videogiochi casalinghi di tutte le altre marche. Purtroppo è così, non ci possiamo tirare indietro. C'avevano dei giochi che si muovevano velocissimi, molto veloci sullo schermo, si poteva attaccare anche questa a un qualsiasi televisore, quindi compravi solo questa unità, te la davano con un solo joypad, poi compravi l'altro joypad, il DualShock, poi abbiamo comprato tutte e due i joypad DualShock che tremava, perché quello là originale non tremava. Cioè veramente ci hanno fatto spendere un sacco di soldi, però la PlayStation è stata l'alba della nuova era, con i suoi giochi uno più bello dell'altro. È stata l'alba di Tomb Raider, non potevano non metterci Lara Croft di Tomb Raider, ok? E vabbè, andiamo avanti. Ecco, un altro mito assoluto, Sonic the Hedgehog. Hanno fatto da poco la conversione per Commodore 64 con la REU, RAM Expansion Unit,
la 1764 con l'espansione di memoria per il Commodore 64, gira Sonic su C64. Su Amiga fecero un altro gioco molto simile, il protagonista era Zool, ok? Però Sonic the Hedgehog ha senz'altro fatto la storia, vedete, un po' come Bubble Bubble, come tanti altri giochi, però Sonic, il personaggio, ha fatto la storia, e quindi era doveroso dedicargli tutto un articolo, diverse pagine su questa rivista, perché Sonic the Hedgehog ha fatto veramente la storia. Ok? Andiamo avanti, io vado avanti più veloce, queste sono cose un po' più moderne che quelle che abbiamo visto prima. Il meglio di Sonic oggi. Qui c'è la versione per C64, mi sa, PS4, il film, ah sì, perché poi hanno fatto pure il film, ovviamente. Oh, siamo arrivati agli anni 2000. Gli anni 2000, vabbè, qui hanno menzionato The Sims, mia figlia ci gioca spessissimo. Io di là c'ho un PC che è un i5 con 16 giga di RAM, tra l'altro non gli servono a niente, ma ci stanno 5 hard disk da 2 tera in RAID 5. Quello era il PC diciamo che utilizzavo come storage web server quando avevo Morena Computer. Io lo dicevo anche oggi nella live su TikTok, o ieri o oggi lo dicevo parlando di Linux. Io ero un mirror di tutte le principali distro Linux, ok? Quindi diciamo era necessario tanto spazio. Io avevo una DSL molto veloce al negozio, e quindi mettevo a disposizione spazio web per scaricare i CD e i DVD delle più famose distro Linux, tra cui c'era anche Commodore OS Vision basato su Linux Mint, e c'avevo anche Linux Mint semplice, quindi c'avevo un po' di tutto. Guardate, negli anni 2000 c'è la PSP, c'è la Xbox, PlayStation 2 e il GameCube. Il GameCube pure diventò famoso, ma non ebbe il successo né della PlayStation né della PlayStation 2 né. Invece grandioso successo, e io attualmente ancora ci giochiamo, perché mia figlia con tutto che ha, vi faccio vedere, allora mia figlia con tutto che ha questa, vedete, è pure accesa, questa sta ferma lì da almeno 5 anni, sta ferma nel suo supporto attaccata HDMI al televisore gigante della sala da pranzo, mai usata, perché c'è attaccata anche questa, ok? Questo è un telecomando della Wii, non ve posso portare la Wii qua, però vedete, questo è carico, questo è un telecomando che noi lo utilizziamo, vedete, si accendono i cosi, vedete che lampeggiano, ok? Perché la Wii è spenta, perciò non si sincronizza, però ci stanno le batterie, la utilizziamo una continuazione. Tra l'altro io avevo cominciato ad utilizzare, vedete, questo è una cover per le batterie ricaricabili, perché io avevo cominciato ad utilizzare le batterie ricaricabili qua dentro, però essendo 1,2 volts duravano troppo poco e ci abbiamo ricominciato a mettere batterie normali. Però io qui dentro ci potevo mettere pure le batterie ricaricabili, e c'ho ancora il caricabatterie che tu mettevi, tenevi questo telecomando sopra il caricabatterie e si ricaricavano le batterie, però ci giocavi poco e ci mettevano un secolo a ricaricarsi, e quindi conviene comprare quelle che si scaricano, chi se ne frega. E mia figlia ci gioca tantissimo, e questa è la Wii, ok? E lì dentro abbiamo uno scatolone pieno dei volanti, dei mazze da golf, racchette da tennis, tutto quello, i volanti, abbiamo 2 o 3 volanti, 4 volanti, non lo so, diversi volanti, tutto c'è veramente tutto lì dentro. Spegniamo qua, tanto il telefonino non ci serve se è scaricato. Allora, e quindi qui abbiamo visto il GameCube. Ecco, a me mi sono rimaste tante, in teoria non si dovrebbe dire, però le modifiche per il Nintendo DS,
le R4 per sta crocco qua. Ce n'ho una cifra io di R4 per sta crocco qua. Le R4 permettevano di caricare tramite una SD i giochi direttamente, quelli scaricati da internet, senza andare a comprare i giochi originali per il Nintendo DS. Si chiamava la R4. Ce n'ho un fagotto io di queste R4, le modifiche mi sono rimaste quando l'ho comprate, ma non lo so. Vabbè, tanto non si sa neanche se funzionano ancora, che quelle erano programmate, erano EEPROM dentro, programmate, valla a capire. La PSP mia moglie ce l'aveva, non mi ricordo manco dove sta la PSP, e mia moglie l'ha usata tantissimo sta PSP. C'aveva un sacco di giochi, ci si divertiva tantissimo, all'epoca lavorava e andava pure lontano per raggiungere il posto di lavoro, andava con la metro, passava parecchi minuti in metro, e in metro giocava con questa PSP. Siamo arrivati a World of Warcraft. Questo è un gioco che fa la storia ancora attuale, non è che World of Warcraft è finito, cioè è tutt'altro che finito World of Warcraft. Ieri e oggi ovviamente, come vedete, si è evoluto, ma non è finito assolutamente World of Warcraft, vedete? Quindi queste sono cose che ti fa vedere quando, su questa rivista ti fa vedere quando sono nate, e infatti si vede sempre, parla di ieri e oggi perché sono attualmente in sviluppo, attualmente in uso, attualmente vengono ancora giocati questi giochi. L'avvento del gioco online adesso è quasi tutto online, e tantissime case non hanno più fatto i supporti fisici come CD o cartucce o quant'altro, ma ti fanno collegare direttamente tramite un codice direttamente alle loro banche dati, e puoi scaricare il gioco direttamente dalla banca dati. Te lo attivi, te lo personalizzi, ci metti il tuo nome, cognome, tutto quanto in base a dei seriali, e non c'è più bisogno del supporto fisico. Quello sarà il futuro. Vedete, il meglio di Open World, scritto con i caratteri di Grand Theft Auto, di GTA, e infatti poi vedete stiamo per arrivare in coda, una live di 1 ora e 04. Questo è Wii Sports. Io ho anche la balance board per giocare a Wii Sports, l'abbiamo usata, ma mo saranno 3 anni. Se io rimonto sulla balance board mi dirà: sono 1000 giorni che non ti pesi. Sono 1000 giorni che sta lì abbandonata la balance board. Wii Sports. La Wii ha fatto la storia, ed ecco un'altra console che ha fatto la storia, la Xbox della Microsoft. Io lì c'ho la Xbox 360, mai usata, mai. Non mi ricordo più neanche dove ho messo i giochi, perché c'avevo tanti giochi, quelli giochi ce l'avevo su dischetti, sui CD, sui CD e DVD, anzi erano DVD. Non so dove caspito stanno. Io mi ricordo c'avevo un porta DVD con tutti i giochi per la Xbox 360, ma non mi ricordo minimamente dove l'ho messi. Ce l'ho lì abbandonata la Xbox, e adesso quella lì, che è la 360, è diventata quasi retro gaming pure quella. Vedete la Xbox. Andiamo avanti che siamo quasi arrivati. Xbox. Questi poi ve li sfogliate voi, vabbè, GameCube, Xbox, PlayStation, una guerra che non finirà mai, Specifiche tecniche. Il Dreamcast, pure il Dreamcast, bello il Dreamcast, pure quello mi manca, Il Dreamcast usciva di serie, mi pare che è stata la prima o giù di lì. Erano pochissime le console che avevano 4 porte joystick, e si poteva giocare in 4 giocatori contemporaneamente. Non erano tantissime quelle che potevano, che avevano questa possibilità. Se lo permettevano con degli adattatori che andavano a sdoppiare le porte joypad, ok? Mentre invece la Wii tutto senza fili, cioè la Wii c'ha questo senza fili, ne compravi 4, li associavi, e quindi ecco qui, e qui ne potevi associare fino a 4, vedete questi qua, questi ledini che vanno a lampeggiare,
questi ledini indicavano il numero del telecomando. Tu quando accendevi la Wii, li accendevi uno dopo l'altro, si associavano alla Wii e si illuminava 1, 2, 3 o 4 a seconda del numero del joypad. 2010, siamo arrivati agli anni 2010, quindi dal 2010 al 2019. Ok, Tetris, qui parla Tetris 2019, vabbè. Pokémon Go ovviamente nel 2016 fece da padrone un sacco quel gioco. Pokémon Go, tutti a cercare i Pokémon dovunque. Vabbè, dai, se no ci mettiamo veramente troppo qua. Vedete qua, eccola qui la Nintendo Switch, c'è la Sony PlayStation che la faceva da padrone, la PS Vita, che era quest'altra, che però non ha avuto per niente successo la PS Vita, peccato. Comunque, Retro Revolution, l'attacco dei cloni. Ah, vabbè, qui l'attacco dei cloni intende proprio quello che io dico sempre, i famiclone. I famicloni, viva i famicloni. E vabbè. Io per scherzare in tutte le live dove vado, viva i famicloni. Io non ce n'ho neanche uno di famiclone, non mi interessa proprio. Qui, allora, questo me lo regalò mia moglie. Questo è un Commodore 64 con qualche gioco, mi pare che c'erano 30 giochi dentro, tutti dentro al joystick. Questo joystick si attaccava con i pin jack a qualsiasi televisore e ci avevi dentro 30 giochi del Commodore 64. Non c'era tastiera, non c'era niente, si selezionavano con il joystick stesso a quale volevi giocare e giocavi, punto. Cioè non era niente di speciale. Ce l'ho ancora, non trovo più la piramide, la confezione originale, che aveva una confezione originale a forma di piramide, bellissima, non la trovo più. Di solito io conservo tutte le confezioni, tutto, ma il joystick lo so dove sta, ma la confezione no. Ah, poi qua c'è sta la realtà virtuale, vabbè, non si poteva non parlare della realtà virtuale con questi occhialetti eccetera, bella bella. Ah, vabbè, questo è il gioco attualmente diciamo più gettonato, Minecraft, pure la Lego c'ha una serie una serie dedicata, serie Lego Minecraft, quindi diciamo sta avendo un successo enorme Minecraft. 2020, ovviamente al 2020 ci dedichiamo poco perché siamo al 2023, quindi c'è poco da dire, abbiamo poca carne al fuoco ancora, è tutto in divenire, vedete il futuro all digital, che uno spera un domani che non ci siano più supporti, non ci sia più niente. E così si conclude anche questa rivista, vedete le ultime 2 pagine e poi c'è l'ultima di copertina. Ragazzi, è stato veramente bello sfogliare insieme a voi questa bellissima rivista. Devo studiarmi adesso come fare la copertina di questo video, perché la voglio fare molto accattivante. Mo ci studio un po', me la faccio, ho un qualche tempo. Adesso sono le 10:33, dovrei partire immediatamente con un'altra live, mo vediamo. 1 ora e 10 di live, oggi 7 giugno 2023, così vedete che siamo veramente in live. La grande storia dei videogames, sempre Sprea Edizioni, vedete Sprea, i manuali da collezione di Retro Gamer, ed è già il secondo, vedete questo è il primo, si parlava di gaming hardware, e poi il secondo, la grande storia dei videogame. E come dice qui, il prossimo numero sarà in edicola il 10 agosto, ok? Quindi eccoci qua, gaming hardware e la grande storia dei videogame, 2 riviste spettacolari, veramente belle. Detto questo, vi saluto. In chiusura di live vi ricordo di andare a visitare il mio sito principale, che è www.classe74.it. Se farete gli acquisti su Amazon partendo da quel sito, aiuterete il mio canale a crescere, anzi tutti i miei canali a crescere. Vi ricordo che io sono su TikTok, sono su YouTube,
Twitch e Facebook, sono su Telegram. Iscrivetevi al mio bellissimo canale Amiga Ita, andate a cercare Amiga Ita su Telegram, l'unico Amiga Ita con c'ho più di 600 iscritti, 700 non mi ricordo, circa 700 iscritti. Iscrivetevi al canale Amiga Ita, c'è associato un repository, devo rimettere in piedi il repository, voglio fare delle cose, però il tempo è tiranno, tante cose da fare, poco tempo per farle. Allora, brevissimamente vi ricordo gli altri siti: uno è legolando.it, uno è starwarsstore.it, Star Wars Store, che si scrive starwarsstore.it, poi c'è renijstore.it, e poi l'ultimo ma non meno importante è il mondodelvinile.it. andate a vedere questi siti perché ne vale veramente la pena, e se partirete per i vostri acquisti su Amazon da uno di questi siti aiuterete il canale a crescere. Ok? Detto questo, io mi vado a cercare la diciamo sigletta, così si può chiamare, di chiusura. Non è una sigla, sono un po' di pubblicità dei siti che vi ho appena citato, e niente, vi do appuntamento alla prossima live, che c'è il caso, io oggi ne volevo fare 3, però già sono le 10:36 in questo momento, non lo so, se ce la faccio volentieri, volevo fare 3 live oggi, vediamo la prossima live. Se non avete da fare, rimanete sempre con la campanella attivata, perché può darsi che io tra mezz'ora per un'altra live, il tempo di fare la copertina a questa. Ok? Grazie, ci vediamo, grazie a tutti.